Musica e danza per raccogliere fondi per le popolazioni dell'Emilia-Romagna. La Federazione dei Comuni del Campo San Pierese si è fatta promotrice di 3 eventi con un unico obiettivo: fare e dare qualcosa di concreto per le popolazioni colpite dalle recenti alluvioni. Il ritmo della solidarietà, musica e danza per l'Emilia-Romagna, questo è il nome dell'iniziativa, nata da un'idea del maestro Matteo Del Negro e della presidente della Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, Antonella Argenti. Immediatamente dopo gli eventi purtroppo disastrosi che hanno colpito i nostri amici dell'Emilia Romagna, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo deciso che bisognava prestare loro aiuto, non solo attraverso la nostra protezione civile di Federazione dei Comuni del Campo San Pierese, ma attraverso anche una raccolta fondi come siamo soliti fare quando purtroppo accadono questi avvenimenti. Ed è così che mi sono subito interfacciata con il maestro Del Negro per provare a promuovere uno spettacolo che appunto coinvolgesse il mondo della danza e della musica. Tra gli appuntamenti in programma si parte giovedì 22 giugno alle 21, poi sabato 1 luglio sono invece due gli eventi alle 16 e alle 21, tutti e tre al Teatro Ferrari di Campo San Piero. Le iniziative sono patrocinate dalla Regione Veneto, dalla provincia di Padova, il comune di Campo San Piero, le diocesi di Treviso e Padova. Il ricavato sarà devoluto a progetti di ripartenza.